Dopo la testimonianza documentata dal nostro TG a proposito dei nomadi tornati al parcheggio Gerosa, l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo cerca di fare chiarezza a partire da un dato inoppugnabile. Sono dei cittadini di Bassano, residenti regolarmente a Bassano, con due figlie che studiano negli istituti con profitto, negli istituti di Bassano e Grappa. Della situazione sono informati anche i servizi sociali. Hanno avuto i debiti riscontri e adesso stiamo procedendo, come già stabilito tempo fa, a strutturare la loro sistemazione in un spazio adeguato, già indicato, già individuato. Il piano è quello di una sistemazione in aree diverse e già individuate per tutte le famiglie nomadi presenti a Bassano, quindi con spostamenti anche di chi è di stanza all'ex caserma Fincato. E anche sul degrado segnalato dalla voce che avevamo raccolto, l'assessore fa una puntualizzazione. Siamo andati a fare una verifica con la polizia locale, tempestiva peraltro. Hanno riscontrato che gli odori non erano certo da parte dei convenuti nomadi, ma probabilmente sono causate dalle fosse biologiche che vanno controllate ed eventualmente svuotate. Sui presunti episodi di spaccio di droga gli inquirenti stanno facendo verifiche e controlli come in tutto il territorio comunale, e ai turisti che dall'Italia e dall'estero volessero utilizzare il Park Gerosa, Campagnolo lancia un messaggio rassicurante. Che vadano tranquilli perché la situazione al parcheggio Gerosa è deputata ai camperisti tranquillamente. Troveranno il loro servizio adeguato lì. I nomadi verranno collocati a brevissimo in una piazzola stabilita.